L'annuncio del premier Renzi, 500 euro di rimborso ad agosto a quasi 4 milioni di pensionati, non convince neppure la candidata alla presidenza del Veneto di L'altro Veneto, ora possiamo, Laura Di Lucia Coletti. Nel suo stesso annuncio prima dice appunto ci sarà questo rimborso, poi dice più o meno saranno 500 euro e sappiamo che non è un una tantum, diciamo un acconto nella sua, mentre qui si parla di un diritto e quindi si parla ancora di una legge sbagliata, di qualche cosa che è stato giudicato da una sentenza naturalmente incostituzionale che lede il diritto dei pensionati e dei lavoratori. Ancora una volta il peso della crisi si riversa sulle fasce più deboli. Domani pomeriggio dalle 17 alle 19 nuova mobilitazione del mondo della scuola contro la riforma. CGIL e CISL e UIL scenderanno in Piazza dei Signori a Treviso per chiedere la modifica di alcune parti della norma, in particolare quella riguardante le assunzioni del personale precario che risolvono solo parzialmente il problema e quella concernente le prerogative del dirigente d'istituto. No, non convince affatto perché è un disegno che ha una forte componente ideologica, proprio assolutamente in linea di continuità, simmetrica, oserei dire, alla riforma elettorale, che propone una rifeudalizzazione della scuola, propone un tipo di scuola con un sistema verticistico che ne nega e ne uccide la dimensione orizzontale che abbiamo costruito in decenni di ricerca didattica, che sostiene per buona parte la dimensione della cooperazione e della collaborazione come dimensione essenziale per l'educazione e per la ricerca culturale.